buonasera e ben ritrovati a tutte in campo. Io sono Matteo Venturini, sono felice di ritrovarvi qui anche questa sera, a solo una settimana dalla prima puntata, che tra l'altro è andata molto bene, abbiamo avuto degli ottimi riscontri e anche oggi andremo ad affrontare delle tematiche molto interessanti che riguardano il campionato Tuttocampo Cup femminile del Triveneto. Come sempre ad affiancarmi c'è qui la nostra Silvia Voltan. Buonasera a tutti. Ecco, che sarà indispensabile con i nostri risultati, le nostre classifiche. E abbiamo anche, questa settimana purtroppo non sarà presente in studio il nostro Giorgio Siorini, che però, come la settimana scorsa, ci ha fornito dei file video che poi faremo vedere, insomma, saranno molto interessanti e curiosi. E al suo posto qui in studio abbiamo Marco Bobby Ceccolin, che già conosciamo e già apprezziamo. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Bene, allora torniamo ai nostri risultati di campionato, così vediamo anche qual è la situazione attuale del campionato dopo 2 giornate. E partiamo dal girone A con i risultati. Girone A. Orange is the New Jack, Maniago 1-1. Fustal Basiliano, ACD Valdellago 2-9. Macam Prata, Falling Stars 7-1. Riposa Real Castellana. Girone A, classifica. Il girone A vede al primo posto il Macam Prata a 6 punti, al secondo ACD Valdellago a 4 punti, al terzo posto a 3 punti Fustal Basiliano, a 2 punti Orange is the New Jack, a 1 punto il Maniago e a 0 punti Real Castellana e Falling Stars. Bene, passiamo al girone B con i risultati. Yes Work Bagnoli, USD SME 1999 2-0. Montegrotto GS Ariano 6-0. Acras Murazze Monselice 3-2. Quadrato Meticcio Creola 2-2. Yes Work Chioggia San Precario 4-5. E andiamo a vedere sempre del girone B la classifica. La classifica vede al primo posto a 6 punti Montegrotto, Yes Work Bagnoli e Acras Murazze. Al secondo Creola a 4 punti, a 3 punti ci sono Monselice San Precario, a 1 punto Quadrato Meticcio, a 0 punti Yes Work Chioggia, USD SME 1999 e GS Ariano. Bene, andiamo al girone C con i risultati. Cus Padova Sandrigo 1-8, Rambla Fustal Breganze 7-2, Vampa Diavoli Gaia Centro Sportivo 2-4, Ingestite Isola 5 Curtarolese 0-5, Riposa Jeffrey. E anche la classifica sempre del girone C. Al primo posto in solitaria Sandrigo a 6 punti, al secondo posto Curtarolese, Rambla, Vampa Diavoli, Jeffrey, Gaia Centro Sportive, Ingestite Isola 5 a 3 punti, Cus Padova e Fustal Breganze a 0 punti. Abbiamo adesso il girone D con i risultati. Mansuet Space 15, Altamarca Girls 1-9, Negrisia Sporting Cairano Crocetta 0-3, Augusta Black Mamba 3-0, Mirano al Pozzo Ponte Calcio 5 1-1, Riposa ASD Monte Fustal. E per concludere la classifica del girone D. Al primo posto a 4 punti ci sono Altamarca Girls, Ponte Calcio 5, Sporting Cairano Crocetta, Mirano al Pozzo. A 3 punti Augusta e Negrisia, a 0 punti ASD Montefustal, Black Mamba e Mansuet Space 15. Bene, allora, prima di presentare i nostri ospiti, approfitterei per lanciare il contributo di Giorgio Siorini, come la settimana scorsa, con il commento delle prime partite di questo appunto campionato 2023-2024 e qualche piccola domanda poi per gli ospiti. Quindi partiamo con il primo contributo video. Adesso arriva dalla regia. È che è così importante il contributo di Giorgio Siorini che si fa attendere anche lui, quindi Scusa se abbiamo fatto un attimo avanti.
Allora, aspettiamo ancora un secondo, ma magari la nostra Silvia potrebbe dire qualcosa riguardo, hai qualche spunto, qualcosa di interessante riguardo le classifiche, hai visto qualcosa di interessante? Bah, allora sicuramente ho visto alcune squadre che si sono focalizzate al primo posto, c'è da dire che in certi gironi c'è anche il riposo, per cui queste classifiche sono ancora un po' fuorvianti rispetto alle reali poi classifiche che dovrebbero poi rispecchiare quando hanno tutte le stesse partite. Sicuramente c'è stata una partita molto combattuta, che è appunto stata quella del Chioggia con il San Precario, che da un 4-1 il risultato poi finale è stato di un 5-4, quindi quella sicuramente è una partita di rilievo. Ecco, poi bisogna anche ricordare che sono comunque solo 2 giornate, quindi di conseguenza si saprà qualcosina sicuramente fra almeno 2 o 3 settimane e si potrà anche capire come si andrà a delineare la nostra classifica. Ecco, allora vediamo il contributo di Giorgio Siorini. Buonasera, eccoci qui al punto della seconda giornata di campionato della Tuttocampo Cup. Partiamo dal girone A, il girone A della Friuli Venezia Giulia, che ha visto la riscossa del Val del Lago anche contro il mio pronostico, vincente 9-2 sul Basiliano, e l'esordio importante del Macamprata che in casa ha sconfitto per 7-1 il Felingstone. Quindi un girone friulano che si prospetta molto più equilibrato di quello che si poteva pensare. Nel girone B, un girone B denso di squadre importanti, c'è la conferma del Yes Work Bagnoli, che vince con lo SME, una conferma importante, il Montegrotto che come si era detto nella prima puntata tiene l'asticella molto alta con una Geoffrey in vena di grazia, il Murazze, anche questo ribalta il mio pronostico di pareggio e a fatica riesce a vincere con il Monselice. Creola e Quadrato Meticcio si dividono la posta, mentre il Yes Work Chioggia purtroppo cade ancora ai danni, cioè a favore questa volta del San Precario. Il girone C invece ci regala delle sorprese insomma abbastanza importanti, la riscossa della Rambla che in casa fa sua la partita con il Breganze, il Gaia che riscatta anche lei la falsa partenza della prima di campionato, le Ingestite che cadono invece in casa dopo aver sconfitto la Rambla nella prima partita contro la Curtarolese. Anche questo è un girone che si prospetta molto interessante e molto equilibrato, perché ogni partita, al di là della partita precedente, potrebbe dare risultati assai inaspettati. Nel girone D, l'ultimo girone della Tuttocampo, apro la pagina. Nel girone D abbiamo la conferma assoluta dell'Alta Marca, conosciamo le sue potenzialità e le ha dimostrate anche in questa gara, come del resto il Sporting Caerano. Buono la vittoria dell'Augusta e Milano al Pozzo e Ponte Calcio 5 invece si dividono la posta. Chiudo dicendo che tutti i gironi, sebbene siamo solo alla seconda gara di campionato, a mio modo di vedere si prospettano interessanti, perché non esistono, almeno tra le prime 4-5 squadre che potrebbero accaparrarsi la vittoria del girone, non esistono grosse differenze, ripeto, almeno
per quanto visto fino adesso. Quindi potrebbe essere veramente un campionato che ci terrà con il fiato sospeso fino alla fine. In bocca al lupo, scusate, a tutti, e ci vediamo in diretta alla prossima puntata. Grazie a tutti, arrivederci. Ecco, allora grazie appunto del contributo di Giorgio. Ora approfitterei per presentare gli ospiti di questa sera e partiamo da Maurizio Rossetto del San Precario. Buonasera a tutti. Emilia Carlucci del Monte Futsal. Buonasera a tutti, grazie. Martina Scarpa del Yes Work Chioggia. Buonasera a tutti. E Ilenia Turrin del Yes Work Bagnoli. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ecco, prima di partire con le domande che questa sera sono interessanti, vorrei ricordare ai miei ospiti, lo faccio sempre, che questa è un'occasione di incontro tra di voi, insomma, che non è sul campo ma è all'interno del nostro studio televisivo, e sarà anche un'occasione per fare una sorta di terzo tempo, chiamiamolo così. Quindi un salottino, come piace chiamare a me, nel quale poter anche interagire tra di voi, ecco, ovviamente con ordine, come sempre sappiamo fare bene noi. Vedo Bobby che ha una domanda proprio pronta. Sì, Matteo, prima di venire qui davo un'occhiata in ufficio alle distinte e ho guardato quella del Monte Futsal, di cui parleremo a breve per altri motivi, ma ho scoperto che Emilia è ancora tra le giocatrici. Allora io mi domando, dove ogni anno ti ritiri? Poi perché alla fine, nel settembre nuovo, rientri sempre nel novero di quelle che possono entrare in campo? No, in realtà sì, come sempre do la disponibilità a inizio anno, però sì, sono solo dirigente della Quindi squadra, quindi quest'anno sì, non giochi? Non gioco Lo teniamo assolutamente. segnato, ce lo ricordiamo? No, basta, le mie condizioni fisiche non mi permettono più di giocare, quindi no, però insomma ci sono molte ragazze per cui ci Abbiamo sarà sì, spazio per tantissime ragazze per giocare. Io ho dato già, basta. Bene. E iniziamo con la prima serie di domande e partiamo da Maurizio. Maurizio, siete la squadra della settimana per la remontada sul campo del Chioggia. Sotto 4-1 a fine primo tempo avete trionfato 5-4. Cosa vi siete detti all'intervallo? Ci siamo detti che dobbiamo crederci, ovviamente, e poi sono arrivati, io sono un dirigente, perché poi l'allenatore è la Silvia, che è entrata ovviamente è entrata, ha parlato con le ragazze e ha detto spostiamo un po' il baricentro più avanti e cerchiamo di pressarle e giochiamocela, perché visto il risultato com'era già alla fine del primo tempo, poi all'inizio del secondo tempo è ulteriormente peggiorato, e poi abbiamo appunto cominciato a giocare, forse anche un po' più col cuore, un po' più di squadra, e siamo arrivate, come dicevo alle ragazze prima, al campo anche con parecchie assenze, perché o per un motivo o per l'altro ci siamo ritrovati con una che doveva giocare portiere, ha fatto il centrale, per una parte della partita ha fatto il centrale, e quindi proprio come si dice, eravamo messi veramente male dal punto di vista dell'organico, però le ragazze hanno veramente dimostrato cuore, hanno dimostrato volontà, hanno cominciato a giocare da squadra, sono venuti fuori dei gol abbastanza rocamboleschi, però alla fine il risultato ci ha dato ragione ed è stato un entusiasmo grandissimo, un'iniezione di fiducia enorme. Sicuramente è un risultato importante. Perché... sicuramente abbiamo mosso la classifica, che non è cosa da poco, insomma. Ecco, e siamo felici di questo e traiamo entusiasmo per continuare per il proseguo della stagione, insomma, ecco. Bene. No, se posso intervenire, chiederei a Martina a questo punto cosa vi siete detti a fine partita, perché ha ricordato un po' quel famoso, ahimè, Milan-Liverpool di Istanbul, dove una squadra che aveva già vinto la partita alla fine si è trovata. Sì. Purtroppo tanta tristezza alla fine della partita, perché
si pensava insomma potessimo vincerla sul 4-1, però purtroppo nel calcio a 5 è così, cioè non bisogna mai abbassare la guardia e purtroppo dopo il primo tempo ci siamo un po' adagiate, ecco, e ci siamo presi 5 gol. Così E non succederà più. non succederà più, anche perché durante il mister, no, non succederà più, però insomma mai dire mai, il calcio a 5 è questo. È tanta amarezza, però dai, aspettiamo la vittoria, speriamo insomma. Un campionato è lungo, quindi... Sì, però sai, una vittoria comunque ti dà quell'autostima per continuare, però insomma Capisco l'abbiamo bene. già ritrovata, siamo pronti. Esatto, Sì, quella è la sì. cosa importante. Sì, assolutamente. Bene, passiamo ad Emilia. Siete la squadra più numerosa di Tutto Campo Cup con 26 tesserate. Nel concreto, come le gestite, visto che si gioca in 5? Che bella domanda. No, in realtà noi abbiamo da un paio d'anni iniziato questo progetto per cui l'obiettivo è quello di coinvolgere più ragazze possibili e già dall'anno scorso eravamo un gruppo numeroso, quest'anno ci sono altre ragazze che si sono aggiunte e si stanno avvicinando un po' al calcio a 5, però non sono ancora pronte per entrare in campo, quindi la logica è stata quella di tesserare tutte. Ovviamente la rosa a disposizione del mister non è di 26 persone ma di un numero un po' più ridotto, però sono tutte molto entusiaste, anche se anche quelle che hanno appena iniziato, per cui insomma avranno tempo, se effettivamente questo è lo sport che fa per loro, per dimostrarlo più avanti. Insomma sono tutte ragazze giovani, quindi speriamo che rimangano, però insomma ci sarà col tempo l'occasione per... Quindi diciamo che è un progetto che si sposterà di 2 o 3 anni, insomma, Sì, avrà un buon seguito, ecco. Bene, allora in bocca al lupo. Grazie. E poi faccio una domanda sia a Ilenia e sia a Martina. Rispondiamo prima a Ilenia e poi a Martina. Rappresentate un'anomalia nel campionato con 2 squadre della stessa società. Siete divise per motivi numerici o era impossibile far coesistere i 2 gruppi di atlete? Partiamo da Ilenia. Buonasera. Allora, noi avevamo già un numero ben superiore rispetto a un calcio a 5, quindi abbiamo 19 atlete, quindi subentrare con loro che avevano comunque un'altra squadra era limitare a certe giocatrici di giocare, quindi abbiamo preferito come società dividere 2 squadre, comunque avendo sempre gli stessi obiettivi, che comunque portare avanti il nome di una società, che dopo l'obiettivo sia diverso o non, comunque abbiamo lo stesso nome. E approfitto e chiedo a Martina, ma è stato difficile dividere equamente, diciamo, le due squadre, cioè le atlete in 2 squadre, o c'è stato un po' di maretta, un po' di qualche problematica? A parte che comunque loro giocano a Bagnoli e noi a Chioggia, quindi anche per il posto, no? Poi noi veniamo via dalla FIGC dell'anno scorso, eravamo già una squadra comunque formata, loro anche, e quindi questo è un po'... diciamo. Quindi di fatto non c'è stato un problema reale, No, diciamo, ok. no, È venuto assolutamente del no. tutto naturalmente. Sì, esatto. Sì, assolutamente no. Anzi c'è molto rispetto tra le squadre, Esatto. quindi no. Allora io adesso devo fare la parte dell'antipatico. Quindi devo farvi la domanda che probabilmente hanno in mente moltissimi nostri amici del campionato. Premetto che conosco e stimo moltissimo il vostro presidente Basso, che si è dimostrato un grandissimo sportivo, soprattutto nei tempi del Covid, dove è riuscito a portare avanti un progetto di calcio a 5 nonostante le restrizioni. Quindi nessuno vuole mettere in dubbio la sportività del Yes Work Valley in questo caso. Però immaginiamo una classifica dove il Bagnoli, visto più o meno come sta andando il campionato, si trova ad avere bisogno di 3 punti e il Chioggia è più o meno già raggiunto altri risultati. Come la gestite tra di voi? C'è fratellanza da questo punto di vista, oppure riuscite veramente a essere distaccate come realtà all'interno della stessa società? Ma io credo che ogni squadra, noi abbiamo gli stessi obiettivi, ma comunque sono gli obiettivi della nostra squadra, come loro hanno gli obiettivi per la loro squadra, quindi non c'è minimamente il problema. Immagino che io sarei un po' in difficoltà, lo dico sinceramente, di fronte a degli amici, delle amiche. Io posso dire solo che, va bene, Yes World Valley quest'anno ha 2 squadre e
sono comunque due squadre della stessa società, però sono due squadre, quindi loro hanno un obiettivo, noi abbiamo il nostro, e dove che ci deve portare il campionato ci porterà. Comunque abbiamo lo stesso nome e ci sarà rivalità in campo, però fuori amiche, Assolutamente no. esatto, non c'è nessuna Però rivalità. all'interno del campo siamo Esatto. ognuno- Siete rivali. Sì. No, perché tra l'altro non si dice, ma è un trionfo della società Yes World Valley avere due squadre nel calcio 5 femminile in un momento dove ci sono grandissime difficoltà. Riuscire a schierare due compagini da più di 15 giocatrici l'una significa che il lavoro che è stato fatto dal presidente Basso e dai suoi dirigenti è stato efficace. Certo. Però chiaramente questa domanda dovevo fare, tutti la chiedevano da tempo e mi sono proposto Sì, sì. per essere il martire. Siamo stessa società, però due squadre differenti. Basta. Quindi io posso dire come ho affrontato il Covid con Yes World Valley, siamo state una delle squadre poche squadre Pochissime. che hanno continuato col Covid e dopo 4 anni siamo ancora qua e ce la giochiamo ancora. Quindi rivalità in campo e fuori Se poi arrivate entrambi sul podio, penso che meglio, Matteo Basso. Beh, presumo magari. che esatto. Magari. Bene, allora passiamo al primo contributo video di Giorgio Sciorini, la prima domanda, diciamo, quindi dalla regia chiedo la cortesia di lanciarla. Agli ospiti in studio chiedo, vista la partenza del campionato, dove chi ben comincia è a metà dell'opera, come ritenete sia stata la vostra partenza? Siete soddisfatti? Pensavate meglio? Pensavate peggio? Come valutate questo inizio di campionato? Grazie. Per il San Precario. Beh, siamo partiti, diciamo, con la prima partita, vabbè, è andata come è andata, col Montegrotto abbiamo perso 6-1, che secondo me è una delle squadre che ambisce ad arrivare nelle primissime posizioni del girone, per cui insomma, e per quanto riguarda noi, insomma, visto il risultato dell'ultima partita, siamo carichi di entusiasmo, di voglia e di grande voglia veramente di fare anche meglio dell'anno scorso se ci riusciamo, visto che l'anno scorso insomma abbiamo portato via più di 20 punti e quest'anno sarebbe un buon obiettivo anche migliorarci. Emilia per il Monte Futsal. Noi abbiamo iniziato con una sconfitta, abbiamo perso 1-0 col Negrisia, però insomma le ragazze hanno giocato bene. Devo dire che noi veniamo da un anno, l'anno scorso, in cui abbiamo perso quasi tutte le partite e ripeto, era il primo anno, quindi molte ragazze avevano appena iniziato, quindi sicuramente è stato un risultato positivo quello di vedere un buon gioco e la possibilità di giocarsi la partita. Personalmente ho detto alle ragazze che non ero soddisfatta del risultato perché secondo me potevano anche vincere, però si sono divertite, loro erano molto contente e quindi va bene così. La seconda giornata abbiamo riposato, speriamo che sia una crescita continua nelle prossime giornate. Magari la giornata di riposo può portare anche un po' di forza in più. Anche perché il nostro è un campionato dove ci sono diverse squadre che si giocheranno appunto il girone, quindi probabilmente ci sono partite come immagino sia stata quella col Negrisa, avendo perso 1-0, dove potevamo forse dire qualcosa di più e quindi insomma bisogna approfittare di queste occasioni. Quando la sconfitta è di misura è ovvio che Cioè, si può tentare anche esatto, di portarla a casa. Esatto. Martina per Yes Work Chioggia. Allora, a mio avviso l'inizio del campionato è stato positivo perché contro il Monselice sì abbiamo perso, però abbiamo fatto una buona prestazione. E riguardo alla partita di venerdì c'è stato un buon primo tempo e poi ovviamente sì siamo andati un po' giù di testa, però secondo me abbiamo tutte le potenzialità per far bene, quindi insomma lo auguro alla mia squadra, ma ne sono sicura, ecco, quindi devo dire positivo. Bene, prima della pausa pubblicitaria lascio anche la parola di Ilenia per lo Yes Work Bagnoli. Noi abbiamo iniziato le prime 2 partite con 2 vittorie,
posso solo dire che noi abbiamo degli obiettivi, ce la giochiamo partita per partita e pensiamo comunque di arrivare fino alla fine con buoni propositi. Abbiamo la squadra, abbiamo le ragazze, c'è un gruppo dentro e fuori che ci stimola, quindi speriamo di continuare così. Ecco, visto Bobby che mi fissava intensamente, forse vuole dire qualcosa? Voglio chiedere a Ilenia quali sono gli obiettivi. Arrivare tra le prime due? Meglio primi. Meglio primi, Ecco. Quest'anno sì. Dopo 10 anni sì, quest'anno sì. Bene, grazie. Allora cediamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale. Con Friul Insufflaggi la tua casa consuma di meno e vale di più. Scegli il prodotto per l'isolazione all'avanguardia. Scegli la fibra di cellulosa o la fibra di vetro di Friul Insufflaggi. Puoi risparmiare fino al 40% della bolletta di energia, aumentare la classe energetica e isolare il tuo immobile in modo efficiente e naturale. Ottenere la detrazione fiscale al 65%. Basta un solo giorno per ottenere un grande risparmio energetico. Con l'Insufflagio ottieni un vero risparmio energetico con immediati benefici, come l'aumento della temperatura in casa di 4 gradi d'inverno e meno 4 gradi rispetto alle temperature esterne in estate. Chiamaci ora per un preventivo. Friul Insufflaggi 331 89 23 682 oppure vai su friulinsufflaggi.it. In un mondo ricco di comunicazioni, farsi notare non è facile. Scegli Ideando. Ideando, comunicare con chiarezza ed originalità per arrivare al tuo pubblico. Ideando è studio grafico, soluzioni di stampa, allestimenti, gadget, abbigliamento personalizzato e molto altro. Comunicazione efficace, studiata su misura per te, perché non c'è luogo che la fantasia non possa raggiungere. Scegli di far conoscere la tua azienda. Scegli Ideando. A Buia, Udine. Ideandopubblicità.it. Marta Ciani, biologa nutrizionista, si occupa di benessere, studia diete personalizzate basate sull'analisi approfondita dello stato di ogni paziente attraverso indagini chimico-strutturali, perché dieta non significa solo dimagrire, ma nutrirsi come il nostro organismo vuole. Marta Ciani svolge attività mirate al benessere generale della persona. La biologa nutrizionista Marta Ciani vi aspetta nel suo nuovo studio a Udine, in Viale Leonardo da Vinci 103/2. Se vuoi occuparti del tuo benessere, contatta Marta Ciani. Per appuntamento chiama al 333 13 07 387 oppure invia una mail a info@martacianinutrizionista.it. Tutte le informazioni sul sito www.martacianinutrizionista.it. Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming. Ecco, rieccoci in diretta e abbiamo una seconda serie di domande e ripartiamo sempre da Maurizio. Il San Precario è la derivazione dello storico Sant'Agostino. Cosa vi ha portato a scegliere questa nuova società per proseguire il vostro percorso sportivo e perché? Ci sono state fatte delle proposte come società in cui le ragazze intanto una quota di iscrizione notevolmente più bassa e già questo le ragazze, e in più diciamo che è una società in cui ti senti più integrato nella società. Siamo stati dal Sant'Agostino, siamo passati al San Giuseppe di Abano prima, ma diciamo adesso a San Giuseppe di Abano in 3-4 anni, adesso non ricordo neanche quanto siamo rimasti lì. Per dirti, il presidente l'abbiamo visto una volta. La prima sera si è presentato al primo allenamento, poi sparito, più visto, invitato più volte a venire a seguire le partite così. Poi si era creata una situazione in cui sembrava che la squadra si stesse un po'
sciogliendo. E poi invece siamo passati di qua, ci sono stati nuovi innesti, sono arrivate altre ragazze, siamo riusciti a mettere in piedi un gruppo, una squadra e quindi abbiamo cominciato appunto con San Precario, questo è il secondo campionato e le cose stanno andando bene. Quest'anno sono arrivate 4-5 ragazze nuove e che si stanno un po' prendendo con il gioco, qualcuna arriva dalla pallacanestro, quindi è completamente nuova, ma comunque si sta notevolmente impegnando e sta recuperando e un po' alla volta cerchiamo di continuare su questo progetto e stiamo bene, è una società che ci fa sentire all'interno della società, che ci permette per esempio a ogni fine partita di fare un terzo tempo con le squadre che vengono ospiti, chiediamo a tutte se vogliono partecipare a un terzo tempo a fine partita nella sede della squadra che è poco lontano dal campo e lì si mangia un po' in compagnia, un po' di cose, si ride, si scherza, un po' di musica, si fa gruppo, ci si diverte, insomma, ecco, ci si diverte in compagnia, niente di particolare, poi la partita è andata bene o male, però ci si fa gruppo forse è la parte più bella dello sport, sì, il terzo tempo sicuramente. Decisamente, ma anche per noi stessi come squadra, il ritrovarci anche dopo la partita, vedo proprio che anche tra le ragazze c'è molta più complicità, c'è molta più amicizia, in confronto a quello che era gli anni scorsi, in cui finita la partita ogni tanto ti trovavi dicevi andiamo a mangiare qualcosa dopo la partita, oppure ognuno andava a casa finita lì e cose, invece così è una cosa più bella veramente. Bene. Ho una domanda per Emilia. Il Monte Futsal ha scelto la Tuttocampo Cup dopo anni di militanza in altri campionati. Come mai e quali differenze avete sin qui trovato? Ma allora, noi in realtà il Monte Futsal nasce dal Movito Calcio 5 che aveva già militato nella Tuttocampo Cup. E poi per 2 anni abbiamo fatto un altro campionato, sempre nella provincia di Treviso, sempre amatoriale, perché molte delle squadre comunque della provincia si erano spostate appunto su quest'altro campionato e per motivi più che altro logistici, insomma, abbiamo preferito provare un altro campionato e devo dire però, insomma, come ho detto a Marco poi quando l'ho richiamato quest'anno, insomma, ci siamo resi conto che in realtà il movimento e il campionato di Tuttocampo è un campionato che non solo consente di incontrare moltissime squadre, ma di conoscere anche tanta gente poi anche nelle fasi finali, sia al Barricata che poi anche a livello nazionale, insomma, quindi è un'opportunità diversa rispetto a quella che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Per cui siamo tornati volentieri, insomma, qui e penso che sarà molto divertente. Martina, un anno fa la vostra squadra era in FIGC, quest'anno in Tuttocampo Cup. Come mai? È più o meno la stessa domanda che ho fatto. Sì, allora il nostro è più un discorso di numeri, perché dall'anno scorso a quest'anno alcune ragazze purtroppo non giocano più o comunque non giocano più nella nostra squadra per motivi lavorativi, quindi è questa la sostanziale motivazione. E comunque niente, insomma, noi quest'anno ci siamo rimesse in gioco, anche se comunque la nostra squadra non è tanto numerosa, però stiamo puntando anche molto sul settore giovanile, abbiamo delle ragazze molto giovani in squadra che credo, insomma, che questo campionato possa essere anche più adatto anche a loro e basta, il FIGC, insomma. Ok, rimane Ilenia. L'anno scorso il primo podio della carriera, quest'anno si punta al bersaglio grosso, l'abbiamo già detto anche prima. Come si affronta un campionato con il peso del pronostico sulle spalle? È una bella responsabilità. Sì, perché comunque siamo tra le quotate e quindi è un peso che ci portiamo, infatti come ho detto prima ogni partita è a sé,
sbagli una volta e dopo a fine campionato lo vedi dove hai sbagliato. Quindi quest'anno, l'anno scorso è successo, quest'anno, ripeto, ogni partita è a sé, l'obiettivo ogni partita è vincere. Poi arriviamo a fine campionato, i risultati, se sono come è iniziato, saranno fruttati. Bene. Sì, già che ci siamo, io volevo chiedere il contributo di Silvia su questo tema, perché Silvia ha vinto e rivinto più volte i campionati. Com'è che si gestisce questa pressione da favoriti? Come la gestivi tu con le tue compagne? Beh, allora, onestamente per me è solo una cosa bella, nel senso che il fatto di essere la squadra favorita almeno a me personalmente, ha sempre messo un sacco di carica in più. Poi le partite, secondo me, le avversarie le preparavano sempre con un pizzico di voglia in più, se vogliamo, perché comunque battere la pretendente al titolo fa sempre il suo effetto, ecco. Quindi di per sé, secondo me, le partite erano anche più avvincenti. Quindi il fatto di essere la favorita, secondo me, è solo un vantaggio. Non l'ho mai trovato né un peso né una cosa negativa, anzi. E quindi secondo me anche per voi sarà, cioè almeno personalmente secondo me è un vantaggio essere la favorita. Quindi non puoi perdere quest'anno. È uno stimolo in più. Esatto, è uno stimolo in più. Sei condannata a vincere dopo stasera. Ecco, abbiamo la seconda domanda di Giorgio Fiorini, quindi ringrazio la regia per il lancio. Come abbiamo detto anche nella prima puntata, è stata un'estate importante per la Tutocampo. Molte squadre si sono iscritte, molti sono stati i movimenti di atlete da una compagine all'altra o singole atlete da una compagine all'altra. Ora vi chiedo, siete soddisfatti della rosa che avete? Avete qualche rimpianto su qualche cessione che siete stati obbligati a fare o su qualche acquisto che non siete riusciti a portare a termine? Questa, ecco, è la domanda che vi pongo. Il mercato della Tutocampo estiva vi ha soddisfatto? Bene, allora, Giorgio tra l'altro ha fatto proprio tra virgolette mercato, perché giustamente stiamo parlando di un campionato amatoriale, ma di fatto diventa una vera e propria sorta di mercato anche in questo ambito. E vorrei chiedere a Maurizio cosa risponde a Giorgio riguardo le sue domande. Allora, come mercato diciamo che purtroppo abbiamo perso 2 o 3 elementi che avevano, diciamo, un tasso tecnico discreto o comunque buono. Una, diciamo, che ha preferito una gravidanza e quindi ci sta ed è giusto ed è bello. Una ha preferito cambiare squadra, altre 2 hanno detto non veniamo più per motivi che non gestiscono la pressione, preferiscono giocarsi la partitina fra amiche e così, vabbè, e non sta. Abbiamo avuto appunto nuovi innesti che sono arrivati un po' per il passaparola una con l'altra e che sinceramente si sono già a livello così di persone integrate molto bene nell'organico e stanno crescendo anche molto bene, dico la verità, a livello agonistico, a livello calcistico, a livello tecnico, di inglobamento nella squadra, insomma, ecco. Quindi dal punto di vista così dell'organico, tutto sommato ci riteniamo abbastanza soddisfatti. Benissimo, passiamo ad Emilia. Sì, bella domanda. Sì, no, in realtà rispondo assolutamente sì, soddisfatti della rosa e lo dico anche con orgoglio, no, ma non per i numeri, perché in realtà l'anno scorso, come dicevo prima, è stato un campionato difficile per noi, però nonostante questo nessuna delle ragazze ha mollato e quindi ci sono le riconferme dell'anno scorso, ci sono ragazze nuove che sono arrivate che avevano già esperienza precedente, quindi comunque ci siamo rinforzati un po', e ci sono ragazze nuove che invece iniziano da zero e tutto questo sempre con molto entusiasmo. Speravamo anche in qualche rinforzo in più, devo dire la verità, però va benissimo, quindi assolutamente soddisfatte. Tutto positivo. Tutto positivo, su questo proprio devo dire di sì. Martina.
Sì, noi siamo più o meno quelle dell'anno scorso, purtroppo 2 o 3 ragazze non ci sono per problemi lavorativi e questo mi dispiace molto, però lavoro è lavoro. E abbiamo anche noi sì qualche ragazza nuova, la prima esperienza, giovani. E abbiamo cercato altre ragazze, però nel territorio di Chioggia è un po' difficile portare le persone a giocare, e soprattutto a prendersi l'impegno, quello è il più. Però insomma noi siamo soddisfatti, insomma. Ecco, prima di passare a Ilenia vorrei chiedere una cosa a Bobby, ne approfitto. Sicuramente hai una visione un po' più ampia di tutto quello che è il mercato, chiamiamolo così appunto tra virgolette, e mi confermerai che in questo sport la vera e grossa difficoltà è quella di portare delle future atlete a giocare al calcio a 5 femminile. Sì, assolutamente è quello, però è anche lo spirito della Tuttocampo Cup. La Tuttocampo Cup ha scelto una strada che è quella di limitare del tutto l'accesso alle federate, ovvero le ragazze che giocano già in FIGC, per stimolare le varie società, come sta facendo il Monte Futsal in questo caso, ad avvicinare nuove ragazze alla disciplina per poi portarle ad altri palcoscenici. Quindi sì, è difficile, però penso sia la cosa più gratificante che ci sia. L'ho fatto io nei primi anni, lo fanno molto meglio loro visti i numeri, e penso che tutte quelle che seguono questa strada sicuramente si toglieranno notevoli soddisfazioni. E proseguiamo allora con Ilenia. Io posso solo dire che per il calciomercato le persone che volevamo sono arrivate, quindi come rosa siamo rientrati nei nostri canoni di gioco e sono contenta così della nostra nuova squadra di quest'anno, dei innesti nuovi e delle persone che volevamo, quindi solo quello posso dire. Ora rifarei un altro giro ripartendo da Maurizio. Obiettivi in generale, parliamo in generale. Allora, conoscendo diciamo un po' le nostre forze, avendo avuto per la prima volta l'anno scorso l'esperienza del Barricata, perché l'anno scorso abbiamo detto ok, facciamolo, abbiamo trovato un'esperienza bellissima, dico la verità, bellissima, ci siamo divertiti tutti tantissimo, quindi l'obiettivo minimo, diciamo, ci siamo detti il Barricata, poi se riusciamo ad arrivare più alti in classifica ben venga, perché chiaramente le soddisfazioni non sono mai troppe, però diciamo che come inizio noi ci siamo posti l'obiettivo almeno del Barricata, dopo vediamo quello che succede durante il percorso. Emilia? Anche noi sì, Barricata sicuramente, dicevo prima appunto, siamo ritornati anche a Tuttocampo proprio perché poi il Barricata, per quanto sentivo anche nella puntata precedente qualcosa, no, qualche critica sulla formula, devo dire che però è veramente poi un momento dove finisci la stagione nel modo migliore, quindi il Barricata è anche per noi un obiettivo. Poi non voglio essere banale, però anche divertirsi e stare insieme, come diceva anche Maurizio prima, anche dopo la partita, riuscire a trovare dei momenti veramente per creare delle relazioni anche al di là di quello che è il calcio, e sembra che anche in questo ci stiamo riuscendo, quindi sono questi più o meno gli obiettivi. E non è affatto banale, perché il divertirsi purtroppo in certe categorie, diciamo così tra virgolette, non è così scontato. Io un pochino di esperienza ce l'ho, circa 20 anni di organizzazione sportiva, e posso confermare che non è assolutamente scontato, quindi hai fatto bene a dirlo e ti ringrazio. Martina? Allora, sicuramente un obiettivo imminente è quello di vincere una partita per avere la soddisfazione di tutto il lavoro e sacrificio che stiamo facendo tutte quante, perché è davvero davvero tanto. Noi siamo proprio una squadra di cuore, questo è da dire. E sicuramente Barricata, speriamo almeno a metà classifica, questo è l'obiettivo, sicuramente. E Ilenia? Vabbè, l'abbiamo già detto, è scontato, basta. Dovete vincere il campionato, insomma. L'obiettivo è quello, perché infine se non è un obiettivo, cioè, è quello. Quindi... Bene. Allora, passiamo alla schedina, dove abbiamo, come la settimana scorsa, una parte che è il pronostico di Silvia e l'altra parte che è il pronostico di Giorgio, che ci leggerà gentilmente Bobby. Partiamo da Silvia. Allora, Magnago Basiliano, vittoria del Magnago.
Ecco, io dico subito che mi pare che tutta la schedina tra Silvia e Giorgio si giochi sull'ultimo incontro, perché sono esattamente concordi anche in questo caso, Maniago e Basiliano 1. Ok, poi Creola, Yes Work Bagnoli 2. Giorgio d'accordissimo dalla vittoria del Bagnoli. Ingestite Vampa Diavoli, ingestite. Conferma Giorgio, 1 fisso. Sandrigo Curtarolese, Sandrigo. Sandrigo Curtarolese 1 confermato. Black Mamba Negrisia, per me è un pareggio. E Giorgio vede il trionfo del Black Mamba. Vorrei approfittare per chiedere se può alla regia di nuovo rimettere la nostra schedina, di chiedere anche la schedina dei nostri ospiti, come la potrebbero vedere. Ovviamente per quello che potete sapere voi, perché magari non tutti i gironi li conoscete. Partiamo sempre da Maurizio, con ordine. Beh, io conosco il nostro di girone e credo che quel 2 lì tra Creola e Yes World Bagnoli, per quello che ho sentito, perché non le abbiamo ancora incontrate nessuna delle due squadre, però credo sia confermato, sì, secondo me. Emilia? Ah sì, anche io ho visto un po' le classifiche anche degli altri gironi, quindi seguo così e mi sembra che per quello che so io sono abbastanza d'accordo. Black Mamba Negrisia, per me è Negrisia. Ok. Martina? Allora, sicuramente nel nostro girone sì, Bagnoli, credo abbia la vittoria. Poi delle altre squadre non le conosco molto. Sandrigo Curtarolese, la Curtarolese mi sembra abbastanza forte, quindi non lo so, avrei dei dubbi, però vediamo. Ti giocheresti il 2? Ma Quasi. ma sì, Ilenia? diamo speranza. Pronostico del mio girone non dico nulla. Curtalorese do loro la vittoria. Le altre non le conosco, quindi non posso giudicare. Chiedo anche a Bobby a questo punto. Ma mi pare che siano più o meno azzeccati, sono d'accordo con Emilia che Negrisia può fare il colpo in casa del Black Mamba. Almeno da quello che ho potuto capire. Cioè sarà che il Negrisia l'abbiamo anche incrociato, il Black Mamba ancora no, però Negrisia è una buona squadra, quindi insomma se la giocherà. Senza nulla togliere al Black Mamba, sì, ovviamente. Certo, ovvio. Ma io posso fare una piccola domanda di chiusura agli ospiti? Certo. La settimana scorsa è nato un piccolo dibattito sul concetto di amatorialità della Tuttocampo Cup, sollevato da Gigi Longo del Rambla, dove sosteneva che la Tuttocampo Cup non può più essere considerato un campionato amatoriale. In merito, cosa ne pensate voi di queste affermazioni? Io sono d'accordo, perché cioè, non l'ho mai considerato a livello amatoriale, solo del fatto, cioè, è un campionato comunque XEN e quindi è un campionato XEN. Amatoriale, come hanno detto la settimana scorsa, lo va a giocare in patronato. I livelli sono più alti quest'anno, cioè a parte tutti gli anni il livello aumenta, quest'anno è aumentato ancora di più. Cioè, i numeri si vedono e quindi io non mi considero amatoriale. Andiamo a tutti. Ma credo ci siano delle squadre abbastanza strutturate, abbastanza forti da non essere considerate amatoriali, questo, quindi... Concordate con Gigi Longo? Sì. Cioè allora rispetto a questo concetto sì, dopodiché l'amatoriale, posso dire... Si può dare una parolaccia, dico una cazzata, ma amatoriale nel senso, io l'ho sempre, quando ho iniziato a giocare amatoriale è perché amo talmente fare sport che ho detto non mi interessa più farlo a un livello per forza, diciamo, agonistico, no? Come inteso quello delle FIGC, piuttosto che vado a fare amatoriale perché lo faccio per passione. Allora pensavo che la domanda fosse più, la risposta a questa domanda io la darei più pensando a questo, dopodiché il livello è assolutamente un livello, lo dicevamo anche prima con lei, un livello buono, ci sono ragazze giocatrici che hanno giocato a alti livelli e ci sono quelle che invece non hanno mai giocato e questo lo rende ancora più bello secondo me. Poi io quando ne parlavamo a suo tempo ero anche una di quelle che diceva ma sì, ma se una anche gioca in FIGC ma poi vuole venire a fare anche l'amatoriale va bene anche Vedo che così. Silvia ti sta dando ragione. Sì no, ma perché è uno stimolo, come dicevi prima, in realtà è più stimolante ancora quando incontri avversari anche più forti che hanno altri tipi di esperienze. Anche perché per assurdo una che gioca in FIGC, per la FIGC può giocare in amatoriale, è il viceversa che non puoi.
Quindi però è una mia opinione personale, ecco. Tanto comunque ci sono giocatrici che sono da livello FIGC, quindi cambia poco che ci giochi o che non ci giochi, secondo me, ecco. Ma lo spirito è un altro, quello che spiegavo prima, cioè i padri fondatori della Tuttocampo Cup, di cui facevo parte all'epoca in maniera un pochino così defilata, ma dove c'era la Silvia Sacchetto, dove c'era Gibo Bonetto, dove c'erano altri, era proprio di portare il movimento ad avvicinare le ragazze alla disciplina. È chiaro che se noi andiamo a prendere dei ragazzi che già giocano, diventa un sistema autoreferenziale dove giochiamo tra noi, invece andare a prendere ragazzi come sta facendo il Monte Futsal, come ho visto fare le altre società al bar o comunque in strada, aumenta il numero di praticanti della disciplina, che era quella la filosofia iniziale. Per questo c'è questo, come posso dire, questo eterno scontro di pensiero con le tesserate FIGC. Forse Maurizio voleva anche chiudere. Dico che amatorialità, diciamo, attualmente possiamo definirla fino a un certo punto, visto lo sviluppo che ha avuto questo campionato, come squadre iscritte, come quantitativo di persone che sono entrate a far parte di questo gruppo, diciamo, di questa associazione, di questo Tuttocampo, per cui l'amatoriale sì, però comincia ad avere secondo me dei paletti un po' che lo lasciano, che lo portano più verso altre realtà, secondo me, ma proprio per lo sviluppo, non parlo a livello di qualità di gioco, qualità di giocatrici, ma proprio per lo sviluppo che ha avuto negli anni, perché io sono tra Sant'Agostino, San Giuseppe, San Percano, sono 10 anni che ci sono, per cui l'ho visto lo sviluppo di questo, quando ti trovavi a giocare in 6-7 squadre per girone, adesso il girone nostro siamo in 10 quest'anno, per cui insomma è un bel più, si sono aggiunti gironi, quindi diciamo che è un movimento che si è ben sviluppato, e quindi sull'amatoriale rimane qualche paletto, qualche perplessità, diciamo, ecco, secondo me. Bene, siamo in chiusura, allora, visto che la voce ce l'ha in questo momento Maurizio, lo ringrazio Grazie a voi per l'invito. Ringrazio anche Emilia. Grazie a voi. Martina. Grazie a voi. E ringrazio anche Ilenia. Grazie a voi. Ovviamente i miei condottieri Marco, Bobby. Grazie a tutti, e Ilenia, mi raccomando, vince questo campionato. E poi ovviamente anche la nostra Silvia. Grazie a tutti. Ecco, noi ci vediamo, la prossima puntata è prevista per martedì 14 novembre, sempre alle ore 21. Io vi ringrazio e vi auguro buonanotte e alla prossima.